collegamento andiamo con il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato. Grazie a lei. Grazie per essere tornato in nostra compagnia. Dunque, droghe e condotte irregolari al volante, le denunce, le sanzioni, ma abbiamo riscoperto anche una città, lo ha ammesso Eligio Grizzo, un po' problematica dal punto di vista sociale. Ci si mette la crisi, l'economia, il Covid, ma anche dei vizietti purtroppo che non sono spariti, alias droghe e sostanze stupefacenti. E dunque il personale della polizia è costretto ad intervenire e a utilizzare anche il pugno di ferro se ovviamente è necessario. Cosa ne pensa? Beh, né Grizio né lei né io abbiamo scoperto l'acqua calda. Abbiamo ripetuto forse 2 settimane fa la problematica della droga in città, nella nostra provincia. E i controlli mirati hanno dato un esito positivo, l'abbiamo visto nel seguito degli accertamenti, dei lavori e dei controlli che sono stati fatti per una motivazione e che sono sfociati un'altra volta in droga. Quindi inutile nasconderlo, non l'avevo detto, la droga è riemersa in città, in provincia, come tanti anni fa. Questo è un problema serio. Io ricordavo che i genitori dovrebbero cominciare di più a guardare i propri figli, non sentirli al cellulare mentre mangiano o scriversi via WhatsApp quando sono a tavola. Dovrebbero un po' fare come facevano i nostri genitori. Alla sera si faceva un resoconto di come era andata la giornata. Se la giornata non te la inventavi bene, erano pantolettate o c'era il battipanni. Allora non dobbiamo arrivare... Aspetti, ci sono tanti genitori che chiedono dei consigli, li chiedono a Monsignor Angelo Santarossa, li chiedono a lei come anche forza dell'ordine. Un genitore ha il diritto barra dovere di controllare, di mettere magari le manine nelle tasche del proprio figlio per vedere se ha qualcosa, oppure può essere perseguito a norma di legge? La domanda è per ridere questa sera? No, allora, perché sono successi dei casi, caro dottore, in cui il genitore ha minacciato il figlio di essere denunciato. Ti denuncio. Benissimo, le rispondo come mi avrebbe risposto mio padre: fino a che vivi in questa casa decido io quello che si fa. Quando il figlio ha 18 anni, se vuole vivere fuori di casa, dopo i 18 anni va a vivere fuori di casa e si comporta e risponde per la legge e per quello che riguarda il mondo civile a altri e non risponde a suo padre. Questa è la diversità. Allora attenzione, controllare i propri figli non significa essere dei Hitler, Mussolini sul proprio figlio. Bisogna controllare il proprio figlio, ma il controllo avviene anche dalla discussione. Questo che le volevo dire. Se non parliamo con i ragazzi, se non parliamo con i figli, non ci parlano i professori, questo è il problema. Non riescono ad avere un colloquio. Vi rendete conto che oggi come oggi un professore fa un richiamo a un ragazzo e viene malmenato prima dal ragazzo e poi dal padre se va a protestare? Siamo arrivati a questi punti. E io non credo che sia una situazione che nella nostra società oggi 2020 possiamo accettare e passarci sopra. È una condizione veramente delicata, anche perché i ragazzi di oggi sono poi il futuro di domani. Se questo è il nostro futuro, la principale colpa è che le persone che oggi hanno dei figli della mia generazione, questa è la situazione, perché sono stati tirati su in questa maniera, ma poi questi ragazzi nel mondo del lavoro si comportano alla stessa maniera in cui si comportano nelle proprie abitazioni e le discussioni e le risposte, perché io la invito a frequentare i giovani che stanno già lavorando e hanno 20 anni, la invito a sentire quando il proprio datore di lavoro gli risponde. Le risposte sono quelle sentite sicuramente a casa dei propri genitori. Questa è la gravità della cosa. Quindi, direttore, se noi diciamo che la droga è tornata in auge in questo periodo, abbiamo dato la colpa, io anche personalmente, dal lavoro che faccio, quando vedo gli atti e leggo il nome della persona che
è stata trovata in possesso di droga, non in questo episodio, ma in altri episodi, quando abbiamo portato dentro delle persone di cittadinanza straniera, ci hanno detto, vabbè, ma noi stiamo lavorando, qual è il problema? Perché ci avete fermato? Questo è il nostro lavoro. Sì, io l'avevo detto, dato indietro, l'avevo detto, fermati, e la risposta che abbiamo ottenuto da loro è stata questa. Quindi bisogna veramente ritornare un po' indietro con i tempi. Non serve, quello che mi dispiace è che sono tutte persone, dei figli che hanno la mia età, insomma, io sotto questo aspetto non mi sento assolutamente vecchio, ma voglio dire, io sono stato educato in questa maniera, soprattutto per quanto, guardate, io prima di andare in polizia ho fatto per 10 anni il DJ nelle discoteche, quindi credo che l'educazione poi a casa, va bene, l'educazione a casa è servita a continuare a fare un mestiere che mi portava a essere di fuori fino alle 3, alle 4 del mattino, a parte che a mezzanotte, se il mio titolare non sentiva i lenti, mi licenziava in 34 secondi, perché quella volta no. Però parliamo fine anni 86, quindi non parliamo di 7000 anni fa. E quindi, ripeto, l'educazione nasce a casa, poi il figlio può fare qualsiasi mestiere, non è detto mica che il padre, perché è ingegnere, deve fare l'ingegnere, ma qualsiasi lavoro poi deve continuare nell'educazione che è stata presa all'interno della propria famiglia. Dottore, grazie. E mi raccomando, su con le orecchie. Ovviamente, ma io lo dico soprattutto a voi che siete i tutori, io sono qua nella mia redazione. C'è sempre qualcuno che dice abbassa la testa che... Ah no, alza la testa che il potere te la rompe. Io invece dico su con le orecchie perché è molto meglio. Grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Maneggia materiale esplosivo nel garage di casa sua a Codroipo e fa deflagrare tutto. Un ragazzino di 14 anni rischia ora di perdere una mano.